All'avvio ufficiale della stagione balneare 2021, anche Cavallino Treporti, capitale europea del turismo all'aria aperta, inizia a scaldare i motori in vista della Pentecoste. L'importante ricorrenza, infatti, vedrà aperti tutti i 29 campeggi, pronti ad accogliere l'ondata di turisti italiani e stranieri. Dopo il discorso fatto da Draghi al G20 abbiamo avuto un netto aumento del numero di prenotazioni soprattutto dall'estero. Questo ci permette di vedere con fiducia la prossima Pentecoste che è alle porte, ormai manca una settimana, però noi stiamo già portando a casa parecchie prenotazioni senza l'incognita quarantena né qui in Italia né una volta tornato a casa, ed ecco che il mercato estero è ripreso notevolmente. È chiaramente percepibile quindi la ritrovata sicurezza dei turisti nel poter trascorrere una vacanza quasi normale senza l'incognita quarantena, una situazione che ha ridato impulso al mercato estero nonostante permanga ancora l'incognita inerente ai tamponi. Chiaramente la questione va gestita, c'è la necessità in base al decreto che gli ospiti che arrivano da paesi esteri debbano fare un tampone in entrata entro 48 ore dall'arrivo e in uscita entro 48 ore dalla partenza. Ecco, quello che ci preoccupa principalmente è l'uscita, quindi gestire una mole, un flusso di persone veramente rilevanti, perché qui a Cavallino Treporti ci sono giornate che chiaramente possiamo movimentare anche 20.000 persone in uscita. Questa è una cosa che chiaramente ci porta un po' di preoccupazione e che deve essere assolutamente gestita con soluzioni efficaci. Si va finalmente verso una stagione che lascia intravedere ottimi presupposti, quindi, e che cerca di lasciarsi alle spalle il difficile 2020, il tutto grazie anche a una campagna di comunicazione completamente ripensata, essendo venuti meno gli importanti appuntamenti fieristici invernali e primaverili. Stiamo cercando di creare una promozione di destinazione che parli sia ai mercati nostri di riferimento storici, quindi esteri, che italiani. Storicamente noi abbiamo avuto sempre una percentuale molto alta di clientela straniera e il madrelingua tedesco, quindi non solamente Germania ma anche la limitrofa Austria e Svizzera, portano un afflusso intorno al 60% delle presenze della nostra località. Quindi prodotto di promozione che andasse a colpire non solamente il mercato nazionale come avevamo fatto lo scorso anno, ma anche riprendere il mercato estero di riferimento degli anni precedenti, pre-Covid, che è sempre stato fedele a noi e che si sta riprendendo notevolmente.